Amici QDP News, buongiorno. Oggi parleremo di una delle novità più rilevanti del nuovo codice della strada, ossia la riforma dei parcheggi a pagamento. La questione dovrebbe sostanzialmente stupire un po', no? Perché dici parcheggi a pagamento non dovrebbero costituire uno dei temi maggiormente rilevanti. Invece lo è, perché il sistema sanzionatorio è stato completamente modificato. Vediamolo in breve. Allora, da questo punto di vista, innanzitutto la sanzione viene inasprita, non ci sono più i vecchi 35 euro, ma si passa da 42 euro a 173 euro. Dopodiché vi è anche l'introduzione di una soglia di tollerabilità. E cosa significa? Bene, intanto abbiamo le due ipotesi: mancato pagamento totale del pedaggio o l'insufficiente pagamento del pedaggio stesso. In questo caso qua abbiamo l'introduzione di una soglia di tollerabilità. Facciamo un esempio: pagate il parcheggio per 60 minuti, viene introdotta una soglia di tollerabilità del 10%. 10% quindi significa che se arrivate al parcheggio e poi prendete la macchina e proseguite per la vostra direzione, entro 6 minuti successivi allo scadere dell'ora non avete particolari sanzioni. Se invece avete un ritardo che va dal 10% al 50% del tempo che avete pagato, quindi facciamo sempre l'esempio facile dell'ora, quindi tra l'ora e 6 minuti e l'ora e mezza, allora la sanzione sarà ridotta da 21 a 86,50 euro. Ma attenzione, perché comunque vi sarà una sanzione ulteriore, non da poco, perché vi costringerà a pagare anche tutto il periodo tariffato della giornata. Quindi non solo avete la sanzione magari ridotta o piena se non avete pagato affatto, ma in ogni caso, se andate oltre il 50%, è come se non aveste pagato il biglietto, il ticket. Quindi vi pagate tutta la giornata tariffaria. Solitamente i parcheggi vanno dalle 7:30 o 8:30 o 8 fino alle 19:30 o 20, a seconda delle zone, tolto il periodo del buco, magari per la pausa pranzo, che magari solitamente va da mezzogiorno e mezzo o l'una alle 2:30, 3 del pomeriggio, vi pagate tutta quella tariffa oraria. Quindi vedete che non è propriamente semplice. Sanzione che addirittura viene applicata anche non solo ai parcheggi a pagamento, ma anche ai parcheggi quelli con disco orario, no? Per facilitare la mobilità dei veicoli, il ricambio dei veicoli. Ecco, anche in questo caso qua, se si va oltre la scadenza oraria, si rischia una sanzione che può arrivare fino a 102 euro. Quindi attenzione all'orologio, perché in questi casi qui si rischia veramente di avere un'amara sorpresa dal punto di vista della sanzione economica. Faccio un ultimo accenno ad un altro tema che non riguarda i parcheggi a pagamento, ma un tema che è stato cavallo di battaglia negli anni per quel che riguarda i ciclisti, che sono considerati ovviamente e giustamente gli utenti deboli della strada. Ora, i ciclisti, come sapete, quando sono sulla carreggiata devono, e magari sono più due o più, devono procedere in fila indiana quando ci sono le condizioni del traffico, che ovviamente per evitare intralci. Adesso è passata la norma, dopo battaglie lunghe anche delle associazioni, la famosa regola del 1,5 metri, cioè quando si sorpassa un ciclista o più ciclisti ci deve essere 1,5 metri di distanza laterale. Però c'è un però. Il però è che sempre nel codice viene previsto che questa distanza di 1,5 metri viene rispettata ove le condizioni della strada lo consentano. Voi capite bene che introducendo un criterio così soggettivo diventa poi difficile applicarlo ed è molto probabile che questo sia foriero di
di contenziosi, perché chi decide che il 1,5 metri era adeguato, se c'era, non c'era, e era adeguato alle condizioni della strada? L'automobilista, il ciclista, l'agente accertatore che magari in quel caso era nelle vicinanze? Sarà molto difficile.